Invito adesso qui sul palco la professoressa Patrizia Cantone e Natascia Danieli, che ci parleranno invece di una biblioteca accademica in ambito scientifico, quali servizi per gli utenti. Quindi l'accento adesso non è più sulle collezioni, l'evoluzione delle collezioni e la storia, ma è più sui servizi della biblioteca. Grazie. Anche voi sarete... Anche voi sarete misurate accuratamente. Allora, un po' di mesi fa Natascia mi ha chiamato e mi ha detto no, perché sì, abbiamo tutte queste cose elettroniche, eccetera, ma i docenti non vengono più in biblioteca. Perché non venite in biblioteca? E da questa domanda è nato il nostro coinvolgimento. Sì, il nostro è un salto e loro sono atterrati a volo d'uccello nel 2014 e noi prendiamo dal 2014, cioè noi di fatto il nostro intervento è quello che di fatto siamo attualmente. Come siamo evoluti da quando siamo arrivati qui? Allora, come ha detto benissimo chi ci ha preceduto, prima eravamo 2 sedi. E non solo 2 sedi, perché chi ci ha preceduto ha detto anche che avevamo anche qui a Mestre in realtà più di una sede, perché c'era la collezione di restauro, la collezione di informatica. Adesso invece siamo un'unica sede ed eccoci qui con delle finestre che danno sull'esterno. Ho scelto queste foto apposta perché danno verso l'esterno, perché danno un'idea della terza missione di quello che effettivamente siamo noi nel territorio. Cioè noi siamo la biblioteca universitaria a Mestre e, come ha detto chi mi ha preceduto, appunto siamo legati alla rete urbana, nasciamo legati alla chimica industriale e quindi a Marghera, ma adesso evolviamo in qualcosa di completamente diverso. Siamo uno spazio aperto, la biblioteca non è più a scaffale chiuso, ma è a scaffale aperto e abbiamo l'apertura anche nei confronti degli utenti. Nei confronti degli utenti esterni, cioè non abbiamo solo gli utenti istituzionali di Ca' Foscari, ma abbracciamo e accogliamo anche quelli che vengono dal territorio urbano. La biblioteca, come ho detto, è a scaffale aperto. Cosa significa? Significa che l'utente in modo autonomo può girovagare per la biblioteca, scegliere qual è lo scaffale che preferisce, dove i libri sono collocati in due e quindi per argomento, e venire al servizio al pubblico solo ed esclusivamente per essere aiutato a scegliere con maggiore consapevolezza o per accedere a uno dei servizi di base. Servizi di base che comportano il prestito, appunto la consultazione, e anche l'utilizzo di spazi di studio prenotabili. Parlava prima bene la nostra Presidente del Sistema Bibliotecario degli acquari. Che cosa sono questi acquari? Sono appunto degli spazi prenotabili online con la possibilità di svolgere dei lavori di gruppo, perché quest'area in modo particolare ha la peculiarità di avere necessità di discutere, di confrontarsi. Gli studenti che sono qua li conosciamo bene perché abbiamo un'area non grandissima e quindi abbiamo la possibilità di conoscerli bene. Fra l'altro loro vengono spessissimo in biblioteca e prenotando gli acquari loro studiano insieme, si confrontano, uno usa appunto, come vedete in questa foto, la lavagna, fanno le loro operazioni. Ne abbiamo 4 e ne abbiamo uno molto grande fuori dalla biblioteca. Abbiamo anche un learning center attrezzato, come vedete qui noi abbiamo 20 computer, abbiamo un monitor che è abilitato a fare anche le conferenze in remoto e quindi abbiamo la possibilità di ospitare le conferenze sia dando noi adito a qualcuno di fare una conferenza e di essere ascoltata da altre parti, sia invece di venire diciamo ospitato. Abbiamo appunto il proiettore, lo schermo e quindi tutte queste attrezzature vengono utilizzate appunto per fare questa tipologia di attività che noi definiamo avanzate, perché oltre appunto ai servizi di base che sono stati riassunti in un'unica tessera, noi abbiamo tanti servizi in una sola tessera. Cosa significa? Significa che adesso con il tesserino rosso con cui
tutte le persone, fra l'altro nel campus noi adesso abbiamo tantissimi laboratori, tantissimi uffici a cui si accede solo con il tesserino, ma noi siamo come sempre partiti prima, cioè noi biblioteca siamo partiti prima con questi tesserini rossi, quindi l'accesso limitato alla biblioteca solo mediante tesserino rosso per gli utenti istituzionali e tesserino bianco giornaliero o annuale per quelli non istituzionali è stato, diciamo, noi come sempre abbiamo fatto da apripista. Appunto con il tesserino rosso si ha la possibilità di avere l'accesso alla biblioteca, il prestito dei libri e anche le fotocopie e le stampe. Spesso gli utenti non sanno che possono utilizzare anche questo tipo di servizio. No, interrompo. Certo. Sarebbe bello se la biblioteca potesse fornire un servizio di plottaggio di poster, perché noi andiamo ai congressi, presentiamo i nostri lavori scientifici ogni volta, devi trovare una copisteria, andare, far stampare il poster, controllare che sia tutto a posto, tornare qua. Se fosse un servizio offerto dalla biblioteca, visto che adesso siamo un campus unico, credo che questo tornerebbe utile a molti. È un'esigenza che speriamo di poter accogliere in futuro. Abbiamo visto che per esempio in altre biblioteche hanno preso dei grandi scanner per la digitalizzazione del materiale e speriamo che magari anche questa esigenza che può aiutare i docenti nel svolgimento della parte della ricerca possa essere accolta in futuro, se non a breve, insomma in un futuro ulteriore. I servizi della biblioteca ovviamente si accede, come ha detto bene anche Rosanna, si accede ai servizi anche ovviamente tramite il virtuale. Il virtuale è molto importante per questa biblioteca, ma come si accede al virtuale? Tantissime volte gli utenti, le matricole, non sanno come accedere al virtuale. Al virtuale noi insegniamo proprio uno dei compiti di base del bibliotecario del servizio al pubblico è insegnare che per accedere alle risorse elettroniche non è sufficiente collegarsi a Google, d'accordo? Bisogna accedere tramite un nome utente e una password. Se non si accede con un nome utente e una password, si è fuori sistema. Di fatto, quando si va a scaricare i famosi articoli elettronici, si arriva a un punto in cui, attenzione, pagate, ok? A quel punto io dico sempre ai corsi, alle matricole, a chi viene in biblioteca, fermatevi, non pagate, venite in biblioteca e chiedete se possiamo in qualche modo aiutarvi, perché noi abbiamo questo servizio di orientamento alle risorse, di assistenza anche con i metodi di accesso alle risorse, che possono essere gli accessi appunto da remoto, da casa, quindi con l'utilizzo di VPN, del proxy, dei sistemi più avanzati, oppure in biblioteca con l'utilizzo della rete Wi-Fi che copre tutte le strutture dell'Ateneo tramite la rete EduRoam, che è molto utile perché sappiate che se vi imparate a usare EduRoam qui, poi è una rete istituzionale anche in tantissime biblioteche al mondo, quindi basta andare lì, vi loggate con il nome utente e la password che utilizzate qui e di fatto è come se voi foste a Ca' Foscari. Fate attenzione perché un po' di anni fa era diverso, ci si loggava e si pensava di essere in sede, cioè mi sto loggando e sono a New York. Attualmente invece si è fatto un passo ulteriore, si arriva e è come se si fosse effettivamente nelle risorse veneziane, come se si fosse a casa propria, d'accordo? Quindi noi insegniamo anche questa tipologia, facendo questa tipologia, quello che noi bibliotecari chiamiamo la user education di base, aiutiamo le matricole, gli studenti, tutti ai vari step ad arrivare appunto all'accesso al virtuale, perché il virtuale è molto comprato ma ancora poco utilizzato rispetto alle potenzialità che ha. Lo stesso se non c'è invece posseduto né elettronico né cartaceo un libro oppure un articolo, noi possiamo fare quel servizio poco utilizzato e che noi invece promuoviamo tanto, che è il servizio del prestito interbibliotecario per i libri, cioè i libri li facciamo arrivare da un'altra biblioteca, e la fornitura di documenti, cioè quello che viene chiamato il document delivery.
E queste informazioni allora vengono date normalmente agli studenti. Quest'anno è stata fatta una bellissima attività di accoglienza agli studenti della magistrale di Nanobio. Abbiamo tanti ragazzi stranieri che non sono familiari con il campus, per cui sono stati organizzati dei corsi a settembre per mostrare tutte le facilities che ci sono. Da un punto di vista mio personale, per esempio, io questo cercare non riesco mai a trovare niente, cioè ci sono tanti strumenti che però non sono così immediati o scontati da utilizzare, per cui magari potrebbe essere interessante fare un corso per i docenti un po' ritardati. Costruendo questo intervento è stato molto interessante e divertente capire che in effetti sulla comunicazione dobbiamo ancora, e sulla promozione di alcuni servizi dobbiamo ancora lavorare molto, contrariamente a quanto pensavamo, perché pensavamo in basso di essere invece di aver fatto abbastanza. Invece dobbiamo fare molto di più, soprattutto nei confronti dei docenti e di alcune tipologie di studenti. Noi, come vedete a questa slide, abbiamo il Cerca che adesso è costruito su 2 fogli, quindi avete una possibilità di cercare libri e riviste, e in un altro foglio articoli e altro. In futuro avete invece un unico foglio, un'unica maschera di ricerca, avrete una tipologia che vi ricorderà ancora di più i vostri browser con cui voi siete esperti a cercare, e state molto attenti, a parte 10 minuti, ma soprattutto nel fatto che, per esempio, spesso, e lo dico da persona che ha utilizzato come dottoranda Ca' Foscari, agli schemi mentali che uno si crea. Allora uno si crea uno schema mentale, ha sempre usato Scopus e usa Scopus, ha sempre usato Web of Science e usa Web of Science. Al contrario, la biblioteca cosa crea? Crea questo Cerca, che è un browser nelle risorse di Ca' Foscari, che da bibliotecario, e quindi non sempre e solo da esperto nella materia in cui la persona che è davanti a vi aiuta a strutturare quello che è il vostro schema mentale per utilizzare invece delle guide precise, le keyword, gli abstract, la possibilità di non usare sempre Google Scholar, perché in effetti vi aiuta a trovare solo quello che volete trovare, e ad usare invece banche dati specifiche. Per esempio noi abbiamo questa Reaccess o Rexis alla spagnola, insomma, che è una spesso i docenti mi dicono vabbè, è un database per la chimica organica. No, non è solo per la chimica organica. Gli studenti che sono venuti per esempio a fare il corso alla triennale dicevano: ma come? Posso disegnare la molecola con Reaccess? Perché non me l'avete detto al primo anno? E poi gli abbiamo insegnato e fatto vedere come. Ma come? Posso scaricarmi le immagini direttamente dagli articoli? Come? Già direttamente per le mie presentazioni in PowerPoint, già con la mia ricerca bibliografica, col mio riferimento preciso, non devo fare nessuna fatica? Sì, è così. Sì, solo è così. Che per dire noi docenti queste cose, io le ho scoperte parlando con lei, non le conoscevo, allora il tempo non c'è mai per fare niente. Allora, la proposta che abbiamo costruito insieme e che speriamo di sviluppare, insomma, qui alla BAS, è quella per i nuovi docenti assunti, quindi i nuovi ricercatori o nuovi associati che arrivano da altre, costruire dei piccoli mini corsi. Lo abbiamo già fatto per i colleghi del CNR, li chiamo ragazzi perché sono un po' cresciuti con me, e lo abbiamo già fatto. Quando noi siamo riusciti a dare il tesserino della biblioteca istituzionale a tutti i colleghi del CNR, li abbiamo riuniti per questa consegna istituzionale della tessera e abbiamo fatto un mini corso su quello che effettivamente erano le risorse attuali. Un'altra proposta che ho fatto è quella che effettivamente si potesse fare un mini corso di e-learning. Un piccolo Moodle avanzato per i docenti, dove magari di anno in anno possiamo mettere anche quello che di fatto viene comprato di anno in anno e quello che di fatto invece viene tagliato di anno in anno delle risorse elettroniche. Informazioni di base su come utilizzare gli strumenti, perché oggettivamente
Io, tornando a cercare, so che quel libro c'è in biblioteca, se metto il titolo del libro non lo trovo mai, quindi Io gli chiaramente sbaglio in qualche Io gli cosa. spiegavo che noi bibliotecari siamo con la testa dura. Allora noi bibliotecari ci hanno insegnato che dobbiamo catalogare quello che c'è nel frontespizio. Allora se nel frontespizio del libro c'è l'errore, noi dobbiamo metterci l'errore nella catalogazione. No, è paradossale. Però al di là di questo, ecco, per esempio per l'elettronico le spiegavo, non cercare l'autore, perché spesso e volentieri l'editore che fa il flusso dei dati da editore a maschera di ricerca ha messo come autore principale quello che tu non ti ricordi, di fatto tu il libro non lo trovi. Cerca sempre per titolo. È un suggerimento però da bibliotecario, mi rendo conto che non è assolutamente un suggerimento da esperto, anzi è un suggerimento da bassa malevolanza, se vogliamo usare una parola che è più gergale, però è un suggerimento pragmatico. Una sola parola ulteriore sulla ricerca. Noi appunto abbiamo questo servizio di chiede alla bibliotecaria, che qui ho messo anche in inglese perché lo facciamo anche in lingua inglese, scusate, e oltre a questo facciamo anche delle ricerche di tipo brevettuale, non molte attualmente, però sappiate che esiste attualmente questo servizio della biblioteca di area scientifica che usa Orbit e SpaceNet, che sono due maschere di ricerca, due browser che fanno la ricerca di tipo brevettuale. Ovviamente la segretezza viene assolutamente rispettata e se volete farlo potete farlo. Insomma. Non si potrebbe organizzare magari all'inizio di ogni anno o alla fine dell'anno, ma forse meglio all'inizio, una visita del personale della biblioteca di qualcuno in consiglio di dipartimento in maniera tale che illustri le novità, le potenzialità, gli sviluppi futuri, in modo tale che noi ne siamo informati e possiamo anche usufruirne, perché se uno non sa che esiste un determinato strumento neanche lo Certo. adopera. Ecco, per quanto riguarda le ricerche brevettuali, io in passato avevo un po' insistito, ma secondo me sarebbe una cosa da cercare così anche di comunicare agli studenti e anche ai docenti, ai dottorandi, eccetera. Io non troverei male che all'interno magari di una tesi di dottorato che è già più articolata, ma anche una tesi magistrale, sì. Se ci sono argomenti di studio che possono avere applicazioni, eccetera, arricchire la bibliografia o con un capitolo la tesi su quello che è lo stato dell'arte a livello brevettuale. Certo. Questo secondo me può essere anche un buono strumento se uno poi anche quando cerca lavoro magari certo. diffonde la tesi, eccetera, mostrare che non è il topo da laboratorio, no? Certo. Ma che effettivamente si pone questo problema. È una cosa secondo me importante perché a livello di ricerca industriale prima di partire con un'attività di ricerca, no? Dove chiedi all'azienda di investire risorse umane, soldi, strumentazione, tempo, eccetera, capire se c'è spazio per muoverci in quell'ambito è assolutamente importante. Ecco, posso capire che a livello così di istruzione sia un po' in secondo piano, però abituare a ragionare anche in questi termini le persone, no? Per cui tu non puoi chiedere che ti finanzino una ricerca così, cioè deve esserci la possibilità che si arrivi da qualche parte oppure che non sia già stata esplorata troppo da altri e che effettivamente tu ottieni dei risultati ma nessuno può usarli perché sono tutti bloccati dai brevetti. Quindi io credo che comunicare agli studenti questa cosa sia una cosa importante, abituarli anche a pensare in questo modo. Ottimo suggerimento. Sì. No, volevo dire questo, che quello che si profila qui ma anche in altre aree è che c'è sempre una richiesta dai docenti che viene sempre, diciamo così, alla fine di un percorso, non all'inizio. Cioè, forse bisogna avere anche un po' più, non so, di pensare ai meccanismi dove si mette veramente i bibliotecari e i docenti insieme a pensare di come promuovere certe cose, perché
appunto certi docenti non sanno che esistano certe cose Esattamente. e quindi non chiedono neanche. Esattamente. Allora la questione è come promuovere. Per me il Consiglio di Dipartimento è il posto peggiore assolutamente in assoluto di presentare delle cose, perché c'è tanto di solito da discutere, la gente è impaziente, non ascolta e Però così ci via. sono tutti. Almeno Quello è il vantaggio. Però ci sono almeno nel mio tutti. dipartimento è sicuramente così, forse anche perché siamo così numerosi e quindi nessuno ascolta, però di magari pensare a un modo dove c'è un punto di incontro tra docenti e bibliotecari per vedere, e da anno in anno, perché appunto le risorse elettroniche tante volte Esatto. cambiano e così via, di magari all'inizio dell'anno di fare come un incontro per capire esattamente come si promuove, e poi anche non è detto, appunto, come stiamo anche tentando anche di fare adesso alla BAU, ma credo anche in altre biblioteche, di fare almeno dei mini corsi, una parte del corso anche in biblioteca, con magari o lasciare i bibliotecari che facciano appunto il corso su bibliografia o su risorse all'interno del corso con uno CFU o qualche cosa di questo genere, che così man mano, ecco, sia docenti sia studenti capiscono esattamente quale veramente, che cosa c'è in queste risorse. Questo è il punto. Quindi non so, dobbiamo forse anche pensare a livello proprio dello SBA, ma parlando con i docenti di come appunto fare uno strumento sì di incontro, appunto di un punto di incontro tra questi. È fondamentale, e tra l'altro per tutte le aree, non solo per l'area scientifica, è fondamentale secondo me. Ma noi abbiamo fatto un percorso in questo senso, infatti la slide di ora è proprio su questo, ma credo che l'esigenza qui sia proprio un'esigenza dei docenti, perché gli studenti, secondo me, adesso, sugli studenti dal 2014 adesso si è fatto un grande lavoro in quest'area, e secondo me con la sensibilità di alcuni docenti è stata proprio fatta, ecco, proprio questo. Infatti noi quest'anno, come diceva la professoressa Canton, siamo andati nei corsi più numerosi del primo anno, a tutti i corsi di laurea, e ci è stato riservato, la Marta lo ha fatto, il professor Malavasi che in sala lo ha fatto, un tempo da dedicare proprio alle matricole per dire che cosa è la biblioteca di area scientifica per quest'area e quale tipo di servizi vengono fatti. E questa esigenza era stata manifestata nel 2016, quando io cominciai a fare i primi corsi. Gli studenti, la prima cosa che scrivevano nel questionario di gradimento era proprio: perché non abbiamo fatto questo corso al primo anno? Perché non ci è stato detto al primo anno? Paradossalmente i docenti adesso sentono la stessa esigenza, ma ben venga, questo momento tra me e Patrizia è nato con questo intento, quello di conquistarla perché poi lei si faccia promotrice proprio, e allo stesso modo Piero Riello, Elti, Catarruzzo, tutte le persone che oggi sono coinvolte per fare la promozione appunto dei servizi della biblioteca. Ben venga, come anche se sarà un carico di lavoro, un momento di incontro ogni anno in cui effettivamente, come adesso, raccontiamo che cosa stiamo facendo e come evolveremo. Comunque, adesso torno alle slide, se no la Marta mi richiama all'ordine. Allora, i corsi appunto, adesso vi faccio vedere cosa effettivamente facciamo. Per il corso di chimica, quello che è il corso di chimica e tecnologia sostenibile, noi già facciamo i corsi per le matricole, per le triennali, e quest'anno partiremo con le magistrali. Adesso facciamo anche in lingua inglese da quest'anno, con la collaborazione della professoressa Cantone che ha accolto la nostra proposta. Queste è The Science and Technology of Bio and Nanomaterials. Abbiamo fatto le prime ore di welcome proprio per chi veniva dall'esterno, e adesso nell'anno in corso faremo i momenti più istituzionali, quindi di fatto in effetti li aiuteremo come studenti di magistrale. Non faremo più quello che facevamo appunto ai triennalisti, e quindi come si accede al VPN, come si accede al proxy, che cosa è il cerca, d'accordo? Faremo qualcosa di diverso, di più evoluto. Useremo i sistemi citazionali, gli spiegheremo che cos'è ResearchGate, gli spiegheremo che cos'è Accademia.edu, e cercheremo in questo modo che gli studenti poi vadano dai loro docenti e spieghino in effetti che anche questo fa la biblioteca, perché la user education parte dall'alto e dal basso
all'altro, come la clessidra di fatto, no? È un po' questo. E in effetti tra gli studenti è partito questo desiderio di avere i corsi, e poi da chimica siamo partiti appunto alle scienze ambientali, perché gli studenti di chimica parlarono con quelli di scienze ambientali e gli studenti di scienze ambientali andarono dai loro docenti a chiedere che venissero istituzionalizzati anche per loro i corsi. E quindi facciamo le triennali e speriamo con il nuovo consiglio di laurea di avere anche le magistrali prossimamente. Facevamo già il corso per i triennalisti e siamo tornati indietro a fare le matricole per il restauro, e speriamo quest'anno di attivare anche per loro il corso in lingua inglese per la magistrale di restauro. Rimane un grande punto interrogativo invece l'area informatica. Siamo il fanalino di coda, queste cose. Siete difficili da conquistare, sì. difficili da conquistare. Le matricole lo abbiamo fatto e speriamo che in effetti anche questa piccola lezione alle matricole poi venga trasportata alle triennali e anche a computer science. Allora, come potete immaginare, dal 2016 che abbiamo iniziato a istituzionalizzare questa attività, ovviamente gli studenti sono enormemente cresciuti e ci aspettiamo una crescita ulteriore quest'anno. Perché? Perché aumentiamo il range, aumentiamo la possibilità ad altri, con le scienze ambientali, con la chimica magistrale, con le scienze ambientali, quindi aumenteremo anche gli utenti a cui indirizzeremo questi corsi. Quest'anno abbiamo fatto un grande lavoro per la ricerca, abbiamo aiutato a inserire, a fare l'arricchimento dei dati in Arca. E Natascia, volante adesso, Sì. per favore? No, abbiamo Siamo finito. tardi. L'arricchimento dei dati in Arca. Prima abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo fatto con un dipartimento l'arricchimento semantico del keywords, l'abstract, quest'anno invece abbiamo fatto quello sui DOI, e questa è un'attività. Ultima slide, perché ci permettete un momento di felicità e di soddisfazione. Il gradimento dei nostri studenti in presenza è in aumento, è sempre stato in trend positivo negli ultimi anni. Questo dimostra che stiamo camminando nella strada giusta, almeno con gli studenti in presenza, perché il questionario di gradimento in questo momento viene fatto agli studenti in presenza. Ci aspettiamo dei dati leggermente diversi con il nuovo questionario di gradimento che viene fatto invece in remoto, e di avere soprattutto da questo nuovo questionario degli input ulteriori, di capire perché le persone non vengono in biblioteca, quali sono i servizi che mancano e che cosa ancora possiamo fare per conquistare questi utenti che mancano.